Funerale di Elisa Campeol potrebbe slittare a lunedì della prossima settimana. La procura non ha ancora rilasciato nulla osta per la sepoltura della giovane 35enne massacrata, accoltellata mercoledì scorso mentre prendeva il sole all'Isola dei Morti. A riferirlo il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, che ha già disposto in consiglio comunale di proclamare lutto cittadino il giorno in cui Elisa verrà accompagnata da tutta la sua comunità nell'ultimo viaggio. A celebrare il funerale sarà don Giuseppe Nadal, che dal giorno della tragedia assiste quotidianamente la famiglia di Elisa. Una mamma e un papà che hanno scelto il perdono ma che sono distrutti dal dolore. Quello che li accomuna alla famiglia dell'omicida, reo confesso, Fabrizio Biscaro. La morte di Elisa ha aperto uno squarcio sul tema delicatissimo del disagio mentale, facendo emergere con più urgenza la necessità di potenziare la rete di sostegno ai malati e alle loro famiglie. Attualmente molti servizi sul territorio sono in sofferenza con il personale e stanno cercando medici psichiatri, psicologi e altri professionisti della salute mentale. C'è bisogno di rafforzare questa rete perché la cosa che si può fare di fronte a questi eventi è lavorare sulla prevenzione. Servizi più accessibili, dunque non solo su appuntamento, ma anche più conosciuti, ad esempio, grazie all'intervento dei comuni. Io trovo spesso che i cittadini non sappiano proprio da chi andare, non sappiano di avere un problema che può essere supportato da qualcuno. Ci sono altre, come dire, persone che si inventano anche professioni di aiuto e che non sono qualificate per farlo e spesso il cittadino si affida a loro, sbagliando anche. Quindi deve sapere il cittadino a chi fidarsi. I servizi sono stati tagliati a volte, quindi forse anche chi governa deve decidere di reinvestire risorse nella salute psicologica e mentale.